Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, vediamo oggi la finale del campionato italiano a squadre, la prima scacchiera della finale, dove qua giocavamo contro la fortissima squadra obiettivo risarcimento Padova, che ingaggiava, oltre a fortissimi giocatori italiani in prima scacchiera, il più forte giocatore argentino, Alan Pichot, con un elo di 2638 punti. Qua era una situazione difficile, era il mio quarto nero di fila, e una situazione dove eravamo più deboli su tutte le scacchiere, quindi diciamo un avversario dove sulla carta sono sfavorito e bisogna comunque giocare il tutto e per tutto, cioè nemmeno una patta, che sarebbe comunque difficile giocando solido, no? Perché il giocatore è molto forte, quindi ha più probabilità lui di vincere. Nemmeno una patta è un risultato auspicabile, perché per avere qualche chance di laurearsi campioni italiani bisogna squilibrare su tutte le scacchiere, perché la cosa normale, essendo favoriti su tutte le scacchiere, è perdere. Quindi bisogna aumentare la varianza, cercare l'opportunità, e questo sarà più o meno ciò che viene cercato in questa partita, anche se l'effetto è indesiderato, e questo non vuol dire che il risultato sarebbe stato più positivo, o che avrei vinto o pattato giocando in modo più solido, ma la partita sarebbe stata magari diversa. Questo è stato dopo il 4 C5. Qua cavallo F3, gioco la siciliana e gioco la variante Najdorf, visto che sta andando abbastanza bene nel torneo. E a questo punto lui mi gioca alfiere di 3, che era una variante che avevo visto che giocava tante cose, anche varianti siciliane, quindi non avevo potuto effettuare una preparazione specifica contro questo sistema. E qua la principale è E5, la più solida. Qua decisi di giocare G6, che è una variante rischiosissima, scegliendo diciamo il consiglio che dà Ceparinov in una sua pubblicazione su Chessable sulla Najdorf. Diciamo che un po' ha voluto massimizzare un po' la varianza dei risultati. Qua lui mi ha giocato F3, è la cosa corretta. Qua gioco una sorta di Dragadorf, che in generale non è buona, però il bianco ha giocato alfiere di 3, che non è la mossa più attiva. Gioco la Dragadorf, ecco qua si potrebbe giocare con alfiere G7 in realtà, forse la continuazione più solida. Qua gioco donna V6 seguendo Ceparinov, e qua gli attacco il cavallo. Difendere il cavallo con alfiere E3 implica il sacrificio di pedone, perché implica la perdita di un pedone che avrei preso volentieri. Qua la variante principale è A3, perché in realtà il cavallo è già difeso a raggi X, perché su donna per D4 perdo la donna. E diciamo che in un futuro, se gioco alfiere G7, il bianco potrebbe anche giocare, volendo, alfiere E3, creando attacchi raggi X magari sulla mia donna, perché potrebbe eventualmente il bianco provare a giocare alfiere 3, perché se prendo in B2, dopo che il bianco ha giocato A3, mi gioca cavallo A4 e la mia donna è in trappola, perché non ha case d'uscita, non può andare nemmeno in B6. Il pedone in A3 contribuisce a controllare la casa in B4. Quindi qua gioco cavallo B3 e lui mi gioca cavallo B3 anziché A3, che è una linea minore, perché A3 è quella più giocata, e dopo cavallo B3 devo ammettere che mi ero dimenticato la teoria, solo la mossa 8. Quindi a questo punto qua gioco alfiere G7, mi gioca alfiere G5. Ecco qua mi sono dimenticato il consiglio di Ceparinov, che è alfiere E6, dove la posizione non è male, è molto complessa, di tirare fuori l'alfiere. Ci ho un po' pensato, però mi dava fastidio magari perché mi gioca F4, F5. L'idea dopo donna D2 è che posso giocare cavallo D7, a volte mettere anche il cavallo in E5 e la torre in C8, se arrocca cavallo E5, oppure
A volte, per esempio, se mi gioca lo sfianchettamento, anziché arroccare corto, dopodiché lui mi gioca il tipico attacco, potrei anche prendere donna per, e poi posso giocare cavallo e5, se arrocca lungo potrei anche arroccare lungo anch'io, poi giocare re b8, torre c8. Non avevo pensato a questa idea di arroccare lungo. Poteva essere interessante, non mi è venuto in mente e non mi ricordavo alfiere e6. Allora qua gioco cavallo d7, che comunque non è male. Lui gioca donna d2, h6, alfiere 3, donna c7. Ecco qua, io speravo che lui arroccasse lungo, dopodiché inizierei il mio attacco. H6 mi ha indebolito un po' l'arrocco, mi ha indebolito il punto in g6. E tra l'altro dopo che torno indietro ho dovuto perdere un altro tempo con la donna, ma lui non può più sfianchettarmi. Però è anche vero che l'arrocco lo farò, potrò arroccare con ritardo, perché se io arroccassi mi rimane h6 in presa. Ecco qua, lui anziché arroccare lungo, dopodiché continuerei l'attacco, mi gioca arrocco corto. A questo punto, ecco qua, probabilmente un errore che è stato quasi decisivo. Ecco, a questo punto io non posso arroccare perché ho il pedone in presa. Cioè se arrocco, ecco, volevo dire, se arrocco perdo h6. Devo completare lo sviluppo, potrei giocare b6 giocando una sorta di schema riccio. Metterò l'alfiere in b7. E qua è probabile che il bianco stia un po' meglio, anche in termini di motore. Ma non c'è nessun piano chiaro per il bianco. Lui diceva che non aveva... Nel dopo partita diceva che non aveva bene idea di come continuare, forse alfiere di 4, forse a4, ma non è chiaro perché gioca a 4, prende spazio, ma gioco alfiere b7, poi magari giocherò h5, poi arroccherò, svilupperò le torri e è vero che magari h5, h4 non è il piano di alfa 0. Diciamo che il bianco ha un po' di spazio, dovrebbe stare un po' meglio obiettivamente, ma forse diciamo che se il bianco non riesce a trovare il bandolo della matassa, diciamo che se il bianco non riesce a sbrogliare la situazione è un vantaggio solo accademico, no? Qua non saprei bene cosa fare da bianco. È probabile che Pichot avrebbe potuto trovare una soluzione per mantenere l'iniziativa, anche se non sarebbe stato facile, stando a quanto mi aveva detto anche lui dopo la partita. B5, l'errore che secondo Pichot è già alla mossa 12, è già l'errore decisivo. Poi alla fine non lo è, ma il fatto che b5 non sia un errore decisivo, ecco, avevo intuito che b5 era giocabile, in realtà il bianco sta un po' meglio, ma c'era una variante geniale cui avevo pensato ma non ci avevo creduto pienamente. A volte è meglio credere nella propria intuizione, e neanche tra l'altro il motore di chess.com poi ci credeva, perché guardando la posizione col motore di chess.com, abbastanza debole, cioè più forte di qualsiasi umano ma abbastanza debole, a confronto con altri motori, la partita del nero è già persa. Invece poi dopo un compagno di squadra, Paolo Formento, diceva dopo la partita che avrei potuto dopo aver sacrificato un pedone avrei potuto sacrificare un altro pedone in stile Harakiri, avere un compenso posizionale pazzesco, ma ci arriviamo con calma. Ecco, b5, voglio espandermi nella di donna, ma non posso arroccare per ora, dovrò perdere un tempo per arroccare e qua apro troppi fronti. Lui mi gioca a 4, prendo l'ala di donna. Il punto è che ora, per non perdere il pedone, devo scegliere cosa fare. Ecco, in realtà diciamo che secondo Pichot b5 non è stato l'errore decisivo, secondo lui b5 è l'errore che dà al bianco un chiaro vantaggio. Secondo Pichot per continuare a rimanere in partita si poteva giocare b per a4, torre per a4, anche se a questo punto il bianco sta meglio perché può pressare contro il pedone in a6. Allora se il bianco pressa contro il pedone in a6, stoppeggio non ho grande compenso, però è vero che potrei, non so, giocare magari h5, non so, torre a1, arroccare e a volte dare il pedone, giocare con il pedone in meno per un compenso un po' nebuloso, non so, magari potrei provare a giocare cavallo e5, che ne so, provare a cambiare tutto e provare a giocare cavallo e5, provare a cercare qualche compenso lungo le colonne. Il nero può provare ad attivarsi anche se il bianco sta meglio. B per a4 poteva essere un'alternativa interessante, anche se il nero deve ammettere di stare peggio. Io gioco b4, cavallo a2. Ecco, qual è il problema? Il problema è che normalmente in queste situazioni si può difendere il pedone, ma qui il bianco gioca c3, punto esclamativo, e apre la posizione.
A questo punto il cavallo potrà, o l'alfiere, non so, qualcosa potrà dirigersi in B5. Io non posso ancora arroccare perché ho il pedone in presa. Se gioco H5 per arroccare, lui inizia a giocare cavallo B5. Se io sposto la donna in alcune caselle cattive, poi dopo mi potrebbe cadere A5. Non posso andare nemmeno in B6. Non so, vado in D8 per mantenere A5 difeso. Ora mi inizia ad attaccare sull'ala di donna. Ora vuole darmi un doppio. Se arrocco comunque ha una grandissima iniziativa, potrebbe giocare cavallo C7, poi prendere in A5, anche torre C7 per entrare con la torre in settima e poi con lo stesso piano. La posizione nera è molto difficile, quindi interessantissimo. Di solito è il nero che gioca nell'area di donna, ma anche il bianco. Ok, nel gioco moderno non c'è, non valgono più principi generali. Il bianco gioca sempre nell'ala di re, la siciliana, il nero sempre nell'ala di donna, dipende dalle situazioni. Statisticamente il bianco gioca più nell'ala di re, però se nero apre due fronti senza essersi sviluppato e tutto, il bianco può anche lasciarmi espandere, e c'è un effetto boomerang, no? Dalla mia espansione con B5. Quindi appunto B6, l'umile B6 sarebbe stata meglio, il bianco avrebbe avuto un vantaggio accademico ma senza un piano chiaro. Dopo B5 invece B4, ora devo già concentrarmi e fare uno sforzo sovrumano per non crollare. Gioco D5, qua l'intuizione era corretta, ma in realtà non ci ho creduto fino in fondo. Io mi gioca cavallo per B4, D per E4. Ora era molto interessante prendere in E4, probabilmente il bianco ha vari tentativi. Lui gioca alfiere per E4, io gioco cavallo per E4, F per E4 e ora sviluppo l'alfiere. Ecco, in questa posizione il bianco ha un pedone in più, ma il suo vantaggio è più dinamico che materiale, perché diciamo che nel lungo termine sta meglio il nero. Diciamo che io posso difendere il pedone e giocare a rocco corto, sto meglio io. O cavallo F6, perché? Perché lui ha degli alfieri fortissimi. Il pedone in E4 sta peggio, cioè il pedone in E4 è debole. Posizionalmente nel lungo termine sto benissimo, il problema è che ho un pedone in meno e devo giocare H5 al rocco, quindi dinamicamente non riesco a portare a termine i miei piani e lui continua a pressare con un cavallo D5. Ecco qua, a questo punto cavallo D5 mi attacca la donna. Qua ho giocato una mossa che probabilmente è senza ritorno, perché dopo la mossa giocata in partita la posizione del nero è persa. Qua avrei dovuto giocare alfiere per D5. Alfiere per D5 sembra allora in realtà non è che alfiere per D5 avrebbe pareggiato il gioco, perché il bianco potrebbe giocare E per D5, prendo in B2, ma il bianco centralizza le torri e sta un po' meglio perché devo ancora arroccare. Ma dopo la mossa donna per D5, che il mio avversario pensava fosse fulminante, perché mi attacca F7 e mi attacca la torre, quindi con attacco doppio, io ho perso la coppia degli alfieri, un pedone in meno e c'è un attacco doppio, io posso arroccare. Ora gli gioco una combinazione basata nel pezzo sovraccarico, torre per F7, prende la torre, minaccia scoperte, e se io prendo la sua torre mi prende a 8. Ma il punto è che in questa posizione io gioco re H7, qua ho due pedoni in meno, ma il punto è che il nero ha una posizione fantastica, cioè qua il nero non sta peggio. E qua per esempio consiglio ai lettori, agli utenti, agli ascoltatori, di mettere questa posizione sul motore e lasciar pensare il motore. È molto difficile perché anche il motore inizierà dando un vantaggio di +1, +1,5, vantaggio decisivo del bianco. Poi più il motore pensa, più si rende conto che la posizione nera è fantastica, cioè almeno pari nella pratica è magnifica, perché ho tanto materiale in meno ma i miei pezzi hanno un'attività mostruosa. Qua ci avevo pensato in un momento, gioco alfiere per, ma non ci ho creduto fino in fondo, perché ho detto qua ho dei pezzi attivi, però ho detto due pedoni in meno non può funzionare. Effettivamente ecco, qua avrei dovuto seguire l'intuizione iniziale. Qua adesso minaccio donna per C2, alfiere per B2 di prendere, cioè lui non può difendere uno di questi due pedoni, torre B1, donna per C2, torre C1, alfiere per B2. Lui dovrebbe giocare donna D5, donna E8, ma il problema se gioca tipo donna D5, che gioco cavallo E5, minaccio sempre donna C2, voglio giocare a volte cavallo G4 con attacco su H2, una posizione fantastica. Per esempio se lui gioca, non so, lui potrebbe giocare H3 per impedire cavallo G4,
ma ora potrei giocare cavallo F3 con attacco fulminante a volte su G per F3, donna, poi prendo in F3 e ora è il nero, no? Sta anche torre per, è il nero che sta vincendo, fulminante davvero come attacco. Cavallo G4 è fantastica, su donna C5, donna B7 e minaccio E4. Difficile, se cade E4 poi sono attivissimo, se torno in D5 ripeto, e data la situazione la patta va bene. In caso di altre mosse come donna E8, cavallo I5, fortissima, minaccio C2. Ora potrebbe provare a interporsi, magari giocare... se gioca torre C1 potrei giocare cavallo G4 minacciando H2 D3. Se gioca tipo alfiere C5 interponendosi, ho tante mosse interessanti come torre F4, minaccia E4, entrare. Se difende il pedone, alfiere F6, io difendo E7. Voglio controgiocare sempre con cavallo G4, alfiere H4, un gioco incredibile. Per esempio gioca H3 per impedire cavallo G4 o torre G4. Anche torre G4 e cavallo F3 era un'idea, su H3 potrei giocare alfiere H4, se offre il cambio del torricambio. È una posizione fantastica perché la sua donna è momentaneamente fuori gioco, E7 difeso, F7 difeso, devo ringraziare questo cavallo, i suoi pezzi non sono particolarmente coordinati, io minaccio di entrare, minaccio donna per E4 con minacce su E1, il nero al minimo la parità. Questo era molto interessante il concetto, alfiere per, sacrificare la coppia degli alfieri, un altro pedone però era troppo per me. Per crederci in questa partita, e poi c'è da dire che magari lui ci avrebbe ripensato, anziché giocare la fulminante donna per, riflettendo avrebbe giocato E per D5, qua avrebbe mantenuto ecco no, magari torre 1, no, magari torre D1, avrebbe mantenuto un'iniziativa molto fastidiosa perché ancora non posso arroccare senza perdere H6. In partita, dopo aver pensato 12 minuti, non mi azzardo, gioco a giocare alfiere per D5, gioco donna D6, ora è finita. Ora il bianco potrebbe anche giocare posizionale, C4, usa il suo pedone passato e vince, usa una massa di pedoni pazzesca. Lui gioca cavallo A5, anche questa va bene, io devo prendere in D5, ora il suo cavallo si è attivato. E per D, ora se prendo in B2 dovrei perdere per cavallo C4, con attacco doppio, e qualora difendessi l'alfiere, a parte che mi può inchiodare, ma avrebbe anche cavallo per B2, donna per B2, alfiere D4, attaccando la donna e la torre in H8 con vantaggio decisivo del bianco, quindi ahimè devo rimanere con un pedone in meno, cavallo F6. Ecco qua, pensavo che magari avrei giocato C4, pensavo che avesse giocato C4, avrebbe giocato C4, non lo so, in quel momento pensavo forse che lui avrebbe giocato C4, invece mi ha giocato re D1, che è ottima perché mantiene a volte questa casella per il suo cavallo e poi vuole spingere il pedone con D6, cavallo G4 per attaccare H2 l'alfiere, alfiere F4, loro pedone in meno e posizione peggiore, quindi do scacco, re H1, ora devo recuperare del materiale perché se no non ho compenso e ho partita persa, però a questo punto lui gioca benissimo. Ha dato il pedone, gioca D6, D6 fulminante, se gioco E per D6, donna per D6, ha giocato benissimo lui, sta facendo sentire tutti i suoi 2640 punti elo, ora minaccia torre E1, matto, e quindi devo, cioè ormai persa per persa devo arroccare. Sì, probabilmente qua in una partita individuale si poteva già abbandonare, però per la squadra, no? Visto che alla fine c'è una sempre possibilità minima, no? Che magari... c'è una possibilità su 10.000, no? Che l'avversario perda, però magari la partita in corso può dare più speranze, no? Ai compagni di squadra. Di per E7, torre 8, cavallo C4 e attacca la donna, donna F6, a questo punto difendi il pedone, potrei... cioè mi attacca anche la donna, non posso nemmeno sacrificare la qualità che sarebbe persa, ma anche la donna in presa, donna E6, torre F4, ora la torre si centralizza e difende il cavallo, una coordinazione magnifica da parte di Pichot, la donna è vincolata a difendere il cavallo, ora gioco H5 con la speranza di portare il cavallo in gioco, torre E1 punto esclamativo, attaccando la mia donna e facendo pressione lungo la colonna.
Donna C8, donna D5, il bianco si centralizza, attacca F7 con attacco decisivo. Se gioco cavallo F6 contrattaccando la donna, sicuramente l'avrebbe vista, non l'avevo neanche chiesto poi dopo la partita se l'ha vista, ma lo do per scontato. Torre per F6, 2 punti esclamativi, alfiere per F6, torre F1, attaccando F6 ed F7. Se sposto l'alfiere perdo F7 e vince. Poi può giocare cavallo B6, recupera la qualità, è partita completamente vinta. Non so, donna 8, cavallo per 8, donna per 8, alfiere E5 vincendo. Posso giocare torre G8, ma ora il bianco può vincere così, ora può promuovere a donna, un vantaggio decisivo. C'era anche un'altra combinazione carina su cavallo F6, torre per, torre F1, se non gioco alfiere G7, gioco re G7, gioca torre per F6, 2 punti esclamativo, il bianco vince. Se gioco re per F6, donna E5 matto, con un bellissimo matto a re al centro della scacchiera, la donna è supportata dal cavallo, tutti i pezzi bianchi collaborano, anche il pedone in E7 collabora a passivizzare la torre nera. Allora gioco cavallo H6, ma il cavallo è nell'ala, quindi il cavallo è nell'ala, i pezzi sono passivi, i pezzi di bianco dominano la scacchiera, un pedone passato non si può resistere. Cavallo B6, attacco doppio, devo muovere la donna, attacco, difesa della torre, attacco sulla donna, attacco simultaneo. Il nero deve capitolare e abbandonare perché ormai non c'è più speranza e ormai si dà per scontato che un avversario forte come Pichot vinca la partita e quindi il nero abbandona. Quindi purtroppo questa partita è costata la perdita, ha contribuito a causare la perdita per il Circolo di Modena della possibilità di vincere il campionato italiano a squadre, e un grande rammarico soprattutto per la quarta scacchiera, Paolo Ladron, la nostra quarta scacchiera, che aveva partita vinta, un vantaggio di più 5 sempre in un momento, giocava contro un altro avversario bravissimo, aveva un vantaggio di più 5 che avrebbe potuto essere una vittoria matematica se fosse riuscito a calcolare la vittoria. In quel caso, nonostante la mia sconfitta, avremmo vinto l'incontro, però gli avversari hanno globalmente giocato meglio e si sono meritati di vincere il campionato d'Italia, quindi complimenti a loro e chissà che la prossima volta le cose non possano andare diversamente. Alla prossima!